L'unica cosa che piace più del profumo alle persone è la puzza. Io ne puzzo un neghiè e collezionevo un sacco di fidenzi. Dalla che cerca. Bello, eh? Questi sono tutti i veri estratti delle migliori puzze più selezionate che ci sono, guarda. Qua puoi vedere puzza di cani, puzza di peri, puzza di sticchio e tutte le puzze che tu puoi mai immaginare. Date qua, certe cose con i profumi non le puoi capire. Solo la puzza ti può dare quella sensazione di schifo sottile sottile che ti fa attisare il pilaro naso, capisci? È qualcosa che per capire c'è travagliare, non lo puoi capire subito, aspetta un po', tempo che fai pratica, tempo che sciari, annusi. Qualche volta può lanzare, ma può capitare una volta ogni tanto, non sempre, un pizzico di puzza e tutto è molto più realistico e più vero. Perché alla fine, amico mio, la vita cos'è se non è altro che puzza, fedore e schifezza? Guarda, ascolta le mie parole e pensa cosa potresti fare con la puzza durante tutto l'arco della tua vita. Senti a me. Allora, intanto tu non puoi fare niente per adesso perché ancora non ti aspetto. Però fidati, basta un anticchiare di tempo e vedrai che raccotita diventi nei rendigelli come a mia. E se ti metti una cravatta marrone risulta, pare un maxi bon. Ti vedo confuso, eh? Nannicchia. E perché? Non mi pare complicato. Tu la puzza ce l'hai dentro ci rivedo. Ce l'ha un pezzo di pane. La vista vedi penso quattino.